Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni e non solo. Oggi la nostra storia di migrazione ci porterà da Forno di Toldo in Argentina. Ci ha raccontato questa storia Raúl Fine, cresciuto all'interno della gelateria familiare imparando da piccolo il mestiere. È suo nonno a iniziare questa storia di migrazione in Argentina alla fine del 1800. Una vita piena di sacrifici, ma anche di tante soddisfazioni. Una vita segnata anche dalla guerra, lavoro e migrazione, ma con un obiettivo: mantenere vivo l'amore per la loro terra d'origine. Adesso sentirete un saluto di Raúl Fine dalla provincia di Buenos Aires. Ciao Raúl! Ciao, sono Raúl Ernesto Faín. Abito ad Aedo, nella provincia di Buenos Aires. Mio nonno è nato a Forno di Soldo nel 1897 ed è arrivato all'Argentina nel 1927. Lui è stato dei primi gelatieri artigianali a venire da Belluno a questa terruña. Grazie mille Raúl, ma in questa puntata non sarà l'unico della sua famiglia a raccontarci la sua storia. Oggi avremo un ospite speciale. Ci accompagnerà anche suo figlio, Mariano Fine. Lui ha deciso di intraprendere un'altra strada e ce la racconterà lui stesso. Ciao Mariano, come stai? Ciao Ernestina, come vai? Grazie per le tue domande. Io sono Mariano Fine, abito a Buenos Aires, sono giornalista e anche professore, lavoro nella TV pubblica, la televisione nazionale dell'Argentina. Insomma, il mio mestiere è la produzione di TV, lavoro da 20 anni in questo mestiere, anche come professore di comunicazione, ma io ho tagliato una tradizione di gelatieri, ma io e anche i miei fratelli e i miei cugini. Questa è la vera storia della mia famiglia. Grazie Mariano. Come avete sentito, Mariano è il figlio di Raúl e entrambi ci racconteranno questa storia di migrazione che inizia nel 1800 a Forno di Toldo, più precisamente con Timoteo Fine. E sarà Mariano a raccontare questa prima parte. Sentiamolo. La mia storia di immigrazione comincia con il mio bisnonno, Timoteo Fine, nato nel secolo XIX in un piccolo paesino di Belluno chiamato Forno di Soldo, fra le Dolomiti. Timoteo arriva all'Argentina nel 1927, uscendo dal fascismo, e comincia qui la sua vita, la sua nuova vita, primo solo e poi con la sua moglie e anche il suo figlio, il mio nonno Adriano, che arriverà un anno dopo qui a Buenos Aires. Ma questa storia, la storia di Timoteo, è una storia di gelatieri soldano, e questa storia la racconta molto bene il mio papà, anche gelatieri lui, che negli ultimi anni ha cominciato a scrivere questa nostra storia della nostra famiglia. Lui sape molto bene come raccontarla. Mariano ha ragione. E Raúl è stato molto bravo a raccontarci in una lettera la storia di come Timoteo inizia la sua vita qui, alla fine del mondo. Timoteo Fine nacque a Forno di Toldo nel 1897, figlio di Federico Fine e Angela Sopelsa. Forse alcuni dei nostri ascoltatori del programma che ci stanno ascoltando in tutto il mondo su Radio ABM Voce delle Dolomiti se lo ricorda, ma siamo stati poco fa a Forno di Toldo, quando abbiamo parlato del famoso carnevale di Fornesighe, la gnaga e le tradizionali maschere lignee. Forno di Toldo, oggi Val di Toldo, è un bellissimo territorio in provincia di Belluno. Questo comune si trova ai piedi delle Dolomiti, abbracciato dal Monte Pelmo e la Civetta. Si stende sulle due rive del torrente Mae, il quale divide Forno di Toldo in due zone. Oggi questa bellissima località è nota per essere una meta turistica invernale ideale per la sua vicinanza con il Civetta. Ma in passato Forno di Toldo è diventato famoso per la lavorazione del ferro. Lì, infatti, sorsero molti forni e da lì divenne il suo nome. Lo splendore arriverà soprattutto durante la Repubblica di Venezia, che utilizzava i chiodi di forno per le barche e le travature dei moli. Raúl Fine, nipote di Timoteo,
ci racconta come a fine del 1800, con l'arrivo della rivoluzione industriale, la lavorazione manuale dei chiodi non è stata richiesta come prima e la situazione a Forno di Toldo naturalmente diventa difficile. Ciò ha causato una crisi nella comunità e come conseguenza continuerà l'esodo dei giovani. Raul sente da bambino la storia di come nasce a Toldo questa grande passione per il gelato artigianale. Timoteo raccontava che i ragazzi, in inverno, quando c'era ancora tanta neve nelle montagne delle Dolomiti, si incontravano e preparavano il gelato, cercando di scoprire chi faceva il gelato più buono. Timoteo raccontava come partivano presto la mattina, portando da casa alcuni attrezzi per fare il gelato, e che passavano per le case chiedendo latte, uova, zucchero e altri. Raccoglievano frutti di bosco con tutti questi ingredienti, ma con una ricetta molto speciale e segreta in ogni gruppo, e lavoravano un gustosissimo gelato artigianale. Poi, una volta assaggiato, diversi collaboratori dovevano decidere quale fosse il migliore. Raul, nipote di Timoteo, ci racconta come Forno di Toldo passerà da essere un importante centro di produzione e vendita di chiodi a diventare il più grande esportatore di maestri gelatieri al mondo, esperti nella produzione di gelato artigianale. Oggi questi grandi maestri gelatieri toldani sono sparsi in tutto il mondo, come è stato anche il caso di Timoteo Fine. A fine Ottocento l'impatto della rivoluzione industriale e del calo nella produzione dei chiodi e altri causa un'importantissima emigrazione. Nel frattempo ebbe anche sviluppo il commercio ambulante, arrivando pure al mondo del gelato artigianale. I soldani utilizzarono i caratteristici carrettini per vendere i sorbetti e poi per vendere il loro gelato artigianale. Poi furono abbandonati con la nascita delle prime gelaterie nella zona. Timoteo avrà anche dei carretti in Argentina, ma ve lo racconterò più in avanti. Tornando alla sua infanzia, Timoteo poi cresce e a 16 anni inizia il servizio militare. Nel 1916 fu chiamato alle armi, prendendo le armi nel 7° Reggimento Alpini della Compagnia dei Sappers e assegnato al Lagazzuoi, dove combatte nella Grande Guerra. Partecipò alla difesa e recupero del piccolo Lagazzuoi nel Passo Falzarego. Il dopoguerra a Forno di Toldo non fu facile neanche per Timoteo, che era anche falegname e lavorava nella costruzione di caseforme per strade e ponti. Raul ricorda che suo nonno non parlava molto della guerra, ma sì, invece, si ricordava il freddo e poi, quando tristemente il suo maestro di scuola elementare morì tra le sue braccia. Finita la guerra, Timoteo è tornato a casa. La situazione era più complicata che mai. Restare nella sua amata terra d'origine diventava molto difficile, data la mancanza di lavoro e la fame. Timoteo raccontava ai suoi come solo restava a poter lavorare per lo Stato nel settore della costruzione. Questo portava grandi sacrifici, già che rappresentava allontanarsi dalla famiglia e passare lunghi periodi lavorando sulle strade, costruendo ponti e altri. I cambiamenti politici in Italia e in Europa del primo dopoguerra complicano la situazione a Forno di Toldo. Timoteo ricorda come doveva essere parte di un partito politico per conservare il suo lavoro e lui non era d'accordo con quelle idee. Il governo riconoscerà il coraggio di Timoteo Fine e nel 1926 gli sono state conferite 2 medaglie, una per le ferite in combattimento e l'altra al valore. Nel momento della consegna, Timoteo decide di lasciarli su una scrivania mentre si ritirava dicendo: «Ho lottato per la libertà del mio paese, ora non voglio medaglie, voglio poter lavorare». In questo momento Timoteo si decide ad emigrare, iniziando così la sua propria storia di immigrazione. E ce lo racconta anche il suo pronipote Mariano. Sentiamolo. Come tante altre storie di migrazione, la storia del mio bisnonno non comincia ad un modo, diciamo, felice, perché deve uscire dalla sua terra, dal suo paesino, e lui arriva all'Argentina. Perché deve uscire? Perché i gelatieri soldano lavoravano in cooperativa. Con l'arrivo del duce questo non fu possibile, e per questo lui non aveva mai lavoro.
e ha prenduto un vapore, il vapore Conte Grande, se non ricordo male, è arrivato a Buenos Aires nel 1927 con i soldi giusti per prendere il treno a San Juan. Come raccontava Mariano, suo bisnonno arriva in Argentina dove lo aspettava suo zio, Pedro Sopelsa, che era già in Argentina da 2 anni. Sentiamo nuovamente Mariano, che ci spiega come inizia la storia. In San Juan lo aspettava un'altra famiglia soldana, immigranti soldani, Sopelsa. Questa famiglia in San Juan, poi in Mendoza, poi in Cordova, hanno fatto una lunga e bellissima storia di gelatieri, e qui comincia la storia di Timoteo come gelatieri nell'Argentina. Questa storia poi lo porterà a Luján, in Buenos Aires, e finalmente in Ramos Mejía, dove comincia veramente la storia del gelato Faín come prodotto tipico di questa parte di Buenos Aires. Raúl ci spiega che suo nonno riceverà dal cugino Sopelsa la famosa lettera di invito del migrato. Il 1927 sarà un anno importante per Timoteo, già che non solo riceve la lettera di invito per emigrare in Argentina, ma anche a gennaio nascerà suo primo figlio Adriano. Si decide a emigrare e inizia a preparare tutto per viaggiare verso l'Argentina, quella terra lontana e sconosciuta. In pochi mesi mette tutto in ordine e parte per la fine del mondo. L'11 novembre 1927 dal porto di Genova come immigrante di terza classe nel Conte Verde. Timoteo parte da solo verso l'Argentina, lasciando la moglie e il figlio a Forno di Toldo. Dopo un lungo viaggio in barca, Timoteo Faín arriva il 1 dicembre al porto di Buenos Aires e dopo un controllo medico dovrà rimanere una notte in una pensione, già che il giorno dopo voleva prendere un treno. Un treno che lo porterà nella provincia di San Juan. Dopo un viaggio di quasi un'intera giornata, è lontano, quasi 1100 km da Buenos Aires. Intraprendere un viaggio così lungo dopo l'avventura d'oltreoceano in barca non è stata impresa facile per Timoteo. Stanchezza, mancanza dei propri cari, incertezze e tanti altri sentimenti che i migranti provano quando si trovano lontani da casa, dalla loro terra. Timoteo attraversa l'Argentina lungo quei 1000 chilometri e incontrerà panoramiche molto diverse. Forse non avrebbe mai immaginato il nostro soldano di vedere tante immensità, tante mucche, cavalli, pecore, piccoli paesi in campagna e campi di grano. Dopo aver attraversato montagne e deserti, arriverà finalmente in provincia di San Juan, che si trova nel centro-ovest del paese. Questo territorio si trova ai piedi della Cordillera delle Andes. Questa immensa catena montuosa del Sud America ha, nella provincia di San Juan, montagne con un'altezza di oltre 6.700 metri, come il Cerro Mercedario. In cima possiamo trovare anche dei ghiacciai. Le montagne delle Andes non sono però simili alle Dolomiti. Qui, in Argentina, cambiano colore. Sono più simili ai colori della terra. E, sebbene la geografia di San Juan è prevalentemente montuosa, tra montagna, colline, deserti, oasi e valate, una caratteristica della zona è il caldo, che in estate può raggiungere i 44 gradi. Per fortuna, Timoteo era un giovane di 30 anni, deciso ad adattarsi alla sua nuova vita, con tanta voglia di lavorare, con quella grinta bellunese che lo spingeva a cercare nuovi orizzonti e una vita migliore per la sua famiglia che lo aspettava a soldo. Intanto, a San Juan era suo zio Pedro Sopelsa con i suoi 3 cugini, Guerrino, Luis ed Esteban, ad aspettarlo. Ma questa storia non finisce qui, cari ascoltatori di Radio ABM Voce delle Dolomiti. Continuerà nella prossima puntata di Ernestina, dalla fine del mondo, storie di migrazioni, dove scopriremo insieme a Raúl e Mariano, eredi di questa famiglia di maestri gelatieri, come è stato quel primo arrivo in Argentina e la strada lungo la prima di tante gelaterie Faín a Buenos Aires.
Intanto vi saluto da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici e, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio.